ho fatti 200 con oggi. Comuni? 579, abbiamo superato il terzo. Abbiamo bisogno qua. Adesso vado dai pescatori. Mi farebbe piacere stringere la mano a chi insomma crede ancora, no? Che ci debba essere speranza. Complimenti, quant'ora? Bisogna creare un sistema di turismo che sia di conoscenza. Se non c'è il costante intervento dell'uomo che mantiene certi equilibri, questo territorio arresta. Questa è navigabile, ma è ciclopedonale? Perché se il turismo è per il Veneto una delle risorse maggiori in termini di crescita e di occupazione, io credo che noi abbiamo dei pozzi di petrolio e dei giacimenti che non abbiamo ancora scoperto. Anche a Porto Tolle e a Pila ho capito quali sono i problemi che vanno risolti velocemente, perché appunto chi lavora non può aspettare anni. Turismo, cultura, agricoltura e pesca sono le leve che noi dobbiamo saper azionare e riattivare per tutto questo grande territorio, che va riqualificato, ripensato attraverso una visione strategica di sviluppo. Allora, quando lei sarà Presidente della Regione Veneto, avrà il coraggio di dire questo è il confine fra i privilegi e i diritti? Noi come PD ce l'abbiamo nel nostro statuto, per cui chi ha fatto 2 mandati non si può neanche quest'anno ripresentare. C'è gente di Forza Italia che ha il 5º mandato. Siamo arrivati ai momenti che di solito sono le priorità, no? Qua ci sono le priorità delle priorità ormai da fare. Che cosa è stato fatto per il Polesine negli ultimi 15 anni? È aumentata l'occupazione? No. È aumentata la povertà. Ma perché non c'è mai stata in Veneto nell'ultimo 20ennio una progettazione, una pianificazione? L'occupazione è il primo punto. La Coppola decade da consigliere regionale in forza di una sentenza e Zaia se la tiene come assessore. E guardate che c'è una determinazione da parte nostra per portare avanti un rinnovamento e un cambiamento, che adesso la Moretti gira, parla, si confronta, ma dopo ad aprile facciamo i fuochi d'artificio qua, e qua si giocherà il futuro anche dell'Italia.